Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio: saremo collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del governatore Luca Zaia. Importante punto stampa perché sappiamo che ci sono tantissime novità in arrivo sulla situazione dei vaccini, sui vaccini in vacanza, su quello che bisognerà fare in questo periodo per uscire definitivamente da questa emergenza, quindi conferenza assolutamente da seguire anche per recuperare un po' il giorno perso ieri. Noi invece andiamo diretti a Padova, dove abbiamo in collegamento Skype la nostra Chiara Gaiani che ci racconta le ultime novità dall'area padovana. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo all'interno proprio della Basilica del Santo, nello splendido chiostro della Magnolia. Adesso il collega Francesco Ratai vi sta facendo vedere anche questo maestoso albero di magnolia che appunto protegge la Basilica del Santo nella sua parte destra, guardando appunto l'ingresso della Basilica, dove potete vedere ci sono già dei pellegrini che stanno rendendo omaggio a Sant'Antonio, dei piccoli gruppi che l'anno scorso per esempio erano presenti in modo davvero meno numeroso rispetto a quest'anno. C'è proprio aria di festa qui all'interno della Basilica. Tra l'altro ringraziamo anche i frati del Santo che ci hanno ospitato qui, visto che a Padova sta leggermente piovendo, come sapete. Tra l'altro sì, proprio qualche piccola goccia di pioggia, però noi abbiamo chiesto ospitalità ai frati del Santo, ci hanno detto sì, venite pure, bussate e vi sarà aperto. A noi è stato proprio aperto. Tra l'altro non so se sentite anche i rintocchi della campana, perché appunto puntuali, spaccati, siamo partiti, forse era poco precedente il collegamento, stavano proprio rintoccando le campane del Santo che ci dicevano che è mezzogiorno. Ecco, se mi permetti farei un po' di pubblicità, nel senso che ricorderei a tutti i nostri telespettatori che domani sera la nostra rete sarà in diretta a partire dalle 21 per trasmettere uno dei principali appuntamenti del Giugno Antoniano, che è questo calendario culturale di devozione che scandisce il mese dedicato ad Antonio, cioè il concerto del pianista Allevi, che sarà proprio ospitato all'interno della Basilica del Santo. E poi ricordiamo insomma la grande giornata del 13 giugno che si sta febbrilmente preparando da parte di tutti, il giorno in cui dedicato a Sant'Antonio. Dalle 5:25 ci sarà questa lunga diretta che porterà e accompagnerà la benedizione del Santo proprio all'interno delle case di tutte le persone che la potranno vedere, che la potranno seguire proprio sempre su Rete Veneta, grazie al lavoro di tanti colleghi, giornalisti e tecnici che la seguiranno proprio per tutto il giorno accompagnando Sant'Antonio. Chiara, ti interrompo un attimo perché ricordiamo ai nostri telespettatori, l'anno scorso è stata un'occasione davvero incredibile, quella della festa del Santo. Ricordiamo il busto del Santo caricato sull'elicottero che ha fatto un sorvolo dei luoghi ed è anche atterrato sui luoghi colpiti maggiormente dall'emergenza coronavirus, dalla pandemia. Ricordiamo il paese di Vo, ricordiamo l'ospedale di Schiavonia, l'ospedale Madre Teresa di Calcutta della Bassa Padovana, le immagini davvero mozzafiato del Santo sopra il Santo, il busto del Santo sopra la Basilica. Quest'anno invece possiamo dare qualche anticipazione senza dire troppo di quello che accadrà domenica? Beh, certo, insomma, alcune anticipazioni già ve le abbiamo raccontate con alcuni nostri servizi. Il Santo non si fermerà, continuerà ad essere pellegrino nelle nostre terre. Ci sarà questa cosa straordinaria: per la prima volta in assoluto dalla Basilica della Salute di Venezia uscirà una reliquia del Santo, è un avambraccio del Santo che è stato portato a Venezia da Padova nel 1652. E per la prima volta per 7 giorni ritornerà proprio nella Basilica, dove sarà offerto al pellegrinaggio dei devoti che potranno entrare in Basilica. La reliquia sarà accompagnata, partirà dalla Basilica con il corteo delle remiere, sarà accompagnata dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia e poi sarà accolta dal rettore Oliviero Svanelli. Noi ve la racconteremo. E poi ci sarà un pellegrinaggio straordinario nel pomeriggio in cui il Santo, la statua processionale
processionale. Purtroppo anche quest'anno non ci sarà la tradizionale processione per le vie della città, uscirà ad andare a benedire dei luoghi simbolo della città, e cioè il carcere, poi la Camera di Commercio, il Comune e l'Università. Quindi è proprio il santo che torna tra la gente nella città, e saranno anche questi due momenti straordinari, insomma, che riusciremo a portare, ad accompagnare nelle case di quanti seguiranno la lunga diretta su Rete Veneta, che poi insomma raccoglierà il 13 giugno. È una giornata molto particolare, c'è grande fede, c'è grande devozione. C'è anche tutta una serie di piccoli segni di curiosità che comunque Padova vive in questa giornata particolare, e tra l'altro poi insomma nel servizio di questa sera speriamo di riuscire a farvi vedere, ci sono già i drappi del Santo nella piazza del Santo, e quest'anno per la prima volta c'è una luminaria un po' particolare, speriamo insomma di riuscire a raccontarvela questa sera nella piazza del Sagrato del Santo. Diamo appuntamento ai nostri telespettatori naturalmente domenica, poi domani sera per il concerto, e però anche a questa sera per vedere queste piccole novità. Ricordiamo, e poi chiudiamo, perché sappiamo che Chiara Gaiani e Francesco Ratai hanno parecchie cose da seguire questa mattina. Ricordiamo che la bellezza, la forza anche di una lunga diretta quotidiana come quella dell'anno scorso e come quella che andrà in onda domenica è la possibilità di cogliere la trama grande della storia, quindi quello che sta succedendo, quindi una festa importantissima, un pellegrinaggio, ma anche le piccole storie, le storie quotidiane. Sappiamo che ci sono gruppi che partono e fanno un pellegrinaggio a piedi molto lungo, ci sono persone che arrivano all'alba, e vedersi mettere il microfono sotto il naso, i microfoni delle nostre emittenti, per un racconto a volte anche veramente coinvolgente, commovente, fa capire quanto la vita quotidiana di ognuno di noi possa inserirsi in un contesto così importante, così antico come la festa del Santo. Tutto questo naturalmente, lasciatecelo dire, grazie ai nostri giornalisti, grazie ai tecnici, grazie agli operatori, grazie ai registi, a tutti quelli che lavoreranno e che hanno lavorato l'anno scorso, ancora domenica, per la buona riuscita di questo evento. Adesso chiudiamo la pausa, però giustamente pubblicitaria. Parliamo anche di cronaca, perché sappiamo che a Padova sono stati dei fatti di cronaca nelle ultime ore. Sì, purtroppo insomma ci stiamo seguendo le indagini sulla rapina molto violenta. Era una rapina a cui tra virgolette non eravamo più abituati come fatto di cronaca, accaduta nella casa di un pensionato a Saonara. Un uomo di 68 anni è stato aggredito nella sua abitazione, i ladri sono entrati da una porta che lui aveva lasciato aperta, pensate, per far poter entrare e uscire il gatto di casa. È successo alle 22:30 circa di martedì, poi l'uomo è stato picchiato e gli hanno portato via una ingente somma di denaro, ma i carabinieri pare siano sulle tracce di questi rapinatori, stanno setacciando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del comune, e anche stanno studiando quanto hanno ritrovato all'interno della macchina che i rapinatori hanno usato per la fuga, ed è stata ritrovata. Questo, e poi vi racconterei una notizia purtroppo che è legata ad una delle associazioni più importanti di Padova, e cioè il QAM, che sta piangendo la vita di due suoi operatori africani di 35 e 31 anni, che sono stati uccisi in un'imboscata nel Sud Sudan. Attorno al QAM si è stretto il cordoglio della città di Padova, ma anche della regione Veneto. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal presidente Zaia. Ci sono delle novità anche che poi vi racconteremo meglio questa sera per quanto riguarda il ponte di Curtarolo sul fiume Brenta. I lavori vanno avanti, inseriti all'interno degli interventi gestiti dal commissario per i fondi di Vaia, e quindi faremo il punto della situazione su questa opera che è molto importante per l'Alta Padovana. Allora noi ringraziamo Chiara Gaiani e Francesco Ratai per questo interessantissimo collegamento, e andiamo subito a vedere il servizio sulla vicenda che ha coinvolto il QAM. Grazie e buon lavoro. Un agguato in Sud Sudan contro il convoglio dei medici con l'Africa QAM, organizzazione non governativa con sede a Padova, da sempre impegnata sul fronte della salute. Imboscata costata la vita ad un nutrizionista e ad un autista di nazionalità del Sud Sudan, che non sono riusciti a scappare dalla raffica di colpi di arma da fuoco lunedì 7 giugno, di 35 e 31 anni, entrambi impegnati a supportare tutte le attività messe in atto dal personale del QAM, cruciali in un territorio devastato dal dramma della carenza alimentare
aree dai conflitti. Aiutavano i bambini e i bisognosi, per questo la loro morte è più straziante, ha ricordato in una nota il presidente Luca Zaia, esprimendo il cordoglio a Don Dante Carraro e i suoi volontari. Allora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, alle 12:30 c'è la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra meno di un quarto d'ora saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Riguardo sempre l'emergenza coronavirus, arriva una nota dell'ANSA che potrebbe essere molto importante, perché si parla di effettuare esami di screening a tutta la popolazione che presenti sintomi respiratori e tutti i contatti degli stessi con test rapido o tampone, monitorare tutti i soggetti positivi in quarantena con l'utilizzo di saturimetri, implementare il parco mezzi del sistema 118 e dotare ogni mezzo di soccorso di dispositivi idonei per la sanificazione del mezzo e degli equipaggi. Inoltre dotare le centrali operative 118 di scorte di dispositivi di protezione, allestire postazioni campali fisse del 118 davanti agli ospedali per evitare le file di ambulanze in attesa o in caso di emergenza. Sono questi alcuni dei punti delle nuove linee di indirizzo in tema di contrasto alla Covid-19 presentate dalla società italiana Sistema 118, appunto, giunte alla seconda edizione. In sostanza, presidente di questa società, Marco Balzarelli, dice la minaccia potenziale di avere ancora a che fare con il virus coronavirus, dicevamo negli anni a venire, non è così remota, bisogna vigilare e prepararsi. Sentiremo se le autorità sanitarie e politiche anche del Veneto saranno d'accordo con questo punto di vista. Allora, avevamo parlato della rapina di Saonara, vediamo la ripresa, vediamo le ultime novità su questa vicenda. Una rapina violenta messa in atto con precisione da due persone fredde e prive di scrupoli. È ancora sotto shock Roberto Benetazzo, il pensionato di 68 anni di Saonara, rapinato nella sua abitazione martedì poco dopo le 22. Aveva lasciato una porta aperta per il suo gatto. In questa zona la gente ancora si fida, mai avrebbe pensato di trovarsi a vivere minuti terribili. I malviventi sono entrati in casa, lo hanno colpito con un bastone, gli hanno spruzzato dello spray irritante sul volto, poi lo hanno legato mani e piedi e sotto la costante minaccia di una pistola gli hanno intimato di consegnare tutto il denaro che aveva in casa, fuggendo con la sua auto e 5.000 euro in contanti. I malviventi potrebbero avere le ore contate, i carabinieri subito intervenuti stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del comune e dei vicini. Non solo, stanno esaminando anche l'auto del pensionato ritrovata a pochi chilometri di distanza. Resta la paura per un uomo normale, vivaista per una vita ma ancora attivo, che adesso dovrà cercare di ritrovare un po' di serenità. Allora, fra meno di 10 minuti saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia, però c'è una notizia che arriva da Roma, naturalmente sono rumors, sono ipotesi, pare che si possa pensare a uno scioglimento dello stato di emergenza a fine luglio, quindi notizia importantissima, potrebbe decadere lo stato di emergenza per il coronavirus a fine luglio, quindi fra meno di 2 mesi. Vedremo se sarà così, vedremo se sono solo ipotesi poi invece superate dall'attualità, e comunque è già che se ne parli è molto importante. Allora facciamo un'altra piccola pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi con la regia di Fabio Verin siamo già collegati
con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra una manciata di minuti inizierà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Prima di andare da Luca Zaia però due notizie di cronaca al volo. Da una parte c'è stato un incidente stradale questa mattina a Zugliano in provincia di Vicenza, dove un ciclista 53enne di Pozzoleone è rimasto ferito in modo molto grave, ricoverato in codice rosso a San Bortolo, è stato portato via con l'elicottero. Questa sera nel TG Bassano tutte le informazioni riguardo questo incidente. Poi ci segnalano invece dalla redazione di Vicenza che a Brendola c'è stato un furto molto importante in un'azienda in un'azienda di gru, dove sono stati rubati 2 autocarri e molto altro materiale, oltre a 3 gru bracci nuovi da montare sugli autocarri. Si tratta di un colpo molto molto importante. Il valore del bottino è ancora in via di definizione. Questa sera nel TG Vicenza tutte le informazioni, anche le foto della refurtiva di quello che è stato rubato. Allora, come sempre facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti aspettando Luca Zaia e vediamo gli ultimi dati disponibili. Vi ricordiamo che, siccome giustamente qualcuno ci fa notare, ci chiede ma Zaia dà dei dati diversi, attenzione, questi sono gli ultimi disponibili, quindi non sono aggiornati. Naturalmente saranno aggiornati a ribasso quelli sull'emergenza coronavirus e a rialzo quelli dei vaccini, quindi non sentirete le stesse cifre. Perché? Perché è cambiato fortunatamente tutto da quando è arrivato questo materiale. Perché? Perché avevamo 6.327 persone ricoverate in area non critica, 6.327 persone positive, 6.320 sarebbe tanto in area non critica, 104 le nuove positività. Qui il dato è un po' alto, c'è da capire come mai. Poi 424.296 persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 406.377 le persone che si sono negativizzate, 11.592 invece le persone purtroppo che hanno perso la vita con il coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella per vedere, questa volta sì, davvero, i dati relativi alla sanità, come sta reagendo la sanità del Veneto a questa spallata del coronavirus. Sono 478 persone ricoverate in area non critica, di cui 303 negativizzate, 175 ancora positive, dati davvero importanti perché ormai è quasi il doppio i guariti rispetto a quello delle persone ricoverate ancora positive. 62 in terapia intensiva, di cui 33 ancora positive, 29 che si sono negativizzate. La forbice si sta riducendo, il gap, la differenza è sempre più bassa e questo è un buon segno. -2 e -2 rispettivamente i ricoverati in area non critica e i ricoverati in terapia intensiva. Purtroppo è da segnalare anche un decesso. Seconda tabella, secondo grafico, sempre con la regia di Fabio Verin, sempre con un occhio puntato alla sede della Protezione Civile di Marghera. Allora, 3.154.000 veneti, 709 persone che hanno ricevuto una dose del vaccino o anche la seconda. Suddivise così: 2.123.000 le prime dosi, 1.031.000 le cicli completati, 42.000 le dosi somministrate nell'ultima tornata disponibile, siamo ben oltre 40.000, un po' sotto le 50.000 che ricordiamo è la soglia massima annunciata da Zaia come potenzialità per il Veneto. Prime dosi 35.000 nell'ultima tornata, cicli completati 6.681 nell'ultima tornata disponibile. Complessivamente il numero comincia a diventare interessante perché sul totale dei veneti 3.154.000 è molto molto buono. Dosi somministrate su dosi fornite 92,6%, vuol dire che il Veneto corre e riesce anche a fare un minimo di magazzino per superare eventuali situazioni complicate, contingenti. Scendiamo ancora
Popolazione residente con almeno una dose 2.129.000, popolazione residente con il ciclo completo più di 1 milione. Gli over 80 che hanno avuto almeno la prima dose sono 98%, i 70-79 con almeno una dose l'87%, 60-69 almeno una dose 80%, 50-59 con almeno una dose 63,8%. Un po' indietro sempre e comunque per motivi che non riusciamo a spiegarvi la fascia 40-49 anni 29,2%. I disabili con almeno una dose sono 76%, i vulnerabili con almeno una dose 76,2%. Questa è importante perché gli ospedali si svuotano, si mettono in sicurezza persone fragili e anziani che rischierebbero invece di finire in ospedale se dovessero contrarre il coronavirus, e quindi fasce sempre più ampie della popolazione stanno entrando in sicurezza. Vedete che la settimana sta andando abbastanza bene perché nei primi 2 o 3 giorni sono stati fatti 86.000 vaccini. Sarebbe interessante riuscire ad arrivare a quota 265.000, superando così, però vedete che da aprile in poi insomma le medie sono tutte molto alte. Noi torniamo in studio, siamo sempre collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove oggi il governatore Luca Zaia farà il punto della situazione. Ieri non c'è stato il punto stampa, quindi abbiamo doppia dose di novità da approfondire. Naturalmente abbiamo sentito tutte le notizie dal territorio. Stasera nel TG Bassano si parlerà di temi importanti per la città e per tutta l'ULSS 7 Pedemontana, polemiche che sono sorte nei giorni scorsi ma di cui approfondiremo appunto durante il telegiornale di questa sera. TG Vicenza c'è tanta cronaca e cominciamo ad avvicinarci alla festa del Santo del 13 giugno che vi ricordiamo avrà Rete Veneta in prima fila come sempre, come l'anno scorso, con una potenza di fuoco molto interessante, con giornalisti, tecnici, operatori, registi, tutti i nostri giornalisti e la parte tecnica schierata per potervi offrire una diretta dal mattino, dall'alba, ben oltre il tramonto, dall'apertura della porta alla chiusura della porta alla fine della festa del Santo, con collegamenti, dirette, interviste, salottini, di tutto e di più. L'anno scorso è stato quasi impressionante per volume di notizie, compresa quella del sorvolo del Santo in elicottero sulla Basilica. Ricordiamo l'immagine nel cuore e negli occhi di tutti, il busto del Santo, le reliquie del Santo in volo sulla Basilica del Santo, il Santo che protegge la sua città, la provincia di Padova, i luoghi del dolore. Quest'anno sarà un po' diverso, però sarà davvero ancora molto molto interessante. Cominciamo invece domani sera, venerdì, con un concerto importantissimo, concerto di musica classica, e quindi entriamo nel vivo di questa settimana che ci porterà alla Festa del Santo. Ricordiamo che ogni giorno su Rete Veneta vanno in onda le celebrazioni dalla Basilica del Santo, con anche una parte davvero toccante che è quella dei ricordi personali, del coinvolgimento personale di persone che portano la loro esperienza a tutti i fedeli e anche a tutte le persone che guardano la messa da casa. Una cosa davvero interessante. Allora chiediamo ai nostri colleghi se abbiamo novità sull'arrivo del governatore Luca Zaia o se siamo ancora in attesa. Non abbiamo novità al momento, quindi andiamo a scandagliare al volo l'ANSA se ci sono invece novità nazionali di cui parlare, sempre con l'occhio rivolto alla sede della Protezione Civile di Marghera, dove dovrebbe iniziare ormai fra pochi istanti la conferenza stampa di Luca Zaia. Allora, abbiamo una notizia che riguarda il Veneto, perché Monica Soranzo e Walter De Cassan, rispettivamente presidente di Padova Federalberghi e Federalberghi Belluno Dolomiti, sono stati confermati vicepresidenti di Federalberghi Veneto fino al 2024.
24 l'ha deciso all'unanimità il Consiglio direttivo dell'Associazione regionale, che si è riunito in videoconferenza. Sappiamo che moltissime riunioni si svolgono in videoconferenza. Si parla di imprenditori del turismo, di imprenditori che hanno una lunga esperienza all'interno delle organizzazioni di settore dei loro territori, sono conoscitori profondi delle dinamiche sindacali e ricoprono anche incarichi nazionali. Il presidente Massimiliano Schiavon dice: con la nomina del vicario e oggi di 2 vicepresidenti si definisce la compagine direttiva dell'Unione regionale. Le competenze e la professionalità dei colleghi, nessuno escluso, permetteranno di rilanciare la nostra progettualità dopo un periodo estremamente critico per il settore. Ci aspettano tante sfide all'orizzonte da affrontare tutti assieme. Allora, questa è indipendentemente dalla notizia delle nomine che può far piacere, interessare il territorio del bellunese e del padovano, in generale gli albergatori. È importante l'atteggiamento che il settore turistico alberghiero del Veneto pone sul futuro. Sono stati mesi difficilissimi, abbiamo anche perso pezzi importanti per strada, ma adesso si guarda al futuro. Il Veneto, lo ricordiamo, non si è praticamente mai fermato davvero, perché anche nelle fasi più complicate durante il lockdown c'è chi ha investito, chi ha rinnovato, chi ha pensato, progettato il domani. Intere aree hanno progettato il futuro del turismo. Adesso che il turismo riparte con un'estate che dovrà essere per forza quella della rinascita, siamo certi di poter dire che il comparto è pronto a queste sfide che riguarderanno anche un nuovo modo di approcciare i territori, di parlare di turismo, di parlare anche di lavoro, perché turismo uguale lavoro. Il Veneto, lo sapete, è la regione più turistica d'Italia, quella più importante d'Italia. Magari ne parliamo anche con Zaia, sentiamo se se ne parla. Buongiorno. Allora, scusate il ritardo, di quando è che abbiamo ritardo? 5 minuti, è passato. No, 7 minuti, scusate. Conferenza stampa oggi, il punto stampa lo facciamo in 2 parti. Faccio io prima un intervento da bollettino, 2 informazioni, domande, poi vi devo lasciare perché la videoconferenza è aperta, poi resterà ovviamente l'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo a disposizione, perché oggi presentiamo il piano di sanità pubblica, nuovo piano, e quindi avrete anche un po' di dati. Andiamo via veloci con i test rapidi, 4.953.000, test molecolari 5.490.000, 5.490.000. Sì, scusa. Numero di positivi dall'inizio 424.384, quindi questo dal 21 febbraio 2020. Attualmente positivi in quarantena 6.185. I positivi trovati nelle ultime 24 ore sono 88, quindi vedete che c'è una prevalenza bassissima ormai. 88 vuol dire una decina, anzi esattamente 12-13 per provincia, su 33.131 tamponi, quindi su un sacco di tamponi, quindi è una prevalenza dello 0,26%. Ecco, questa è la più bassa della storia fino adesso. Quindi il trend è decisamente in discesa. Ricoverati totali 510, meno 30. Così suddivisi, 452 in zona non critica, meno 26, e 58 in terapia intensiva, meno 4. I 58 si aggiungono ai 340 non Covid e fa un totale ovviamente di 3,98. Totale di decessi 11.596 più 4. Dimessi 21.913. Allora, 2 considerazioni. La prima è che nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 41.227 tamponi. Prego? Vaccini. Sì, scusate, vaccini, sì, grazie. Sì, grazie. Questa mattina avevamo 444.000 vaccini in magazzino, però considerate che 150.000 sono AstraZeneca,
e altri 78.000 sono Johnson & Johnson. Quindi vuol dire che dei 444.000, per darvi il dato, vuol dire che 444.000 più 145, 7, circa 210.000 sono AstraZeneca e Johnson & Johnson. Quindi su 444.000 circa 210.000 sono AstraZeneca e Johnson & Johnson. E Pfizer è arrivato ieri. Sì, e quindi Pfizer è arrivato ieri. E quando è arrivato di Pfizer ieri? 200.000 dosi, più o meno. Sì, noi andiamo sempre a esaurimento. Ovvio, 4,44 fa effetto, ma considerate che noi abbiamo 210.000, cioè metà, che per noi è su un binario morto. Allora, due considerazioni velocissime. Tanto l'accesso Johnson & Johnson e accesso diretto vale ad oggi, sapete che abbiamo garantito l'accesso diretto con Johnson & Johnson over 60 e ad oggi vale 3.400 inoculazioni. Quindi qualcosa si muove. Vuol dire che ci sono over 60 che dicono beh, vado senza appuntamento in qualsiasi centro vaccinale, ricordo tutti coloro che hanno più di 60 anni che ci leggeranno o ci ascoltano, in qualsiasi centro vaccinale del Veneto, senza appuntamento, chi ha più di 60 anni può andare a farsi la prima vaccinazione a dose unica chiedendo Johnson & Johnson. Questa è l'unica condizione per la quale si va senza appuntamento in un centro vaccinale. L'R-T, ci dice la dottoressa Russo, è dello 0,68%, scusate, forze percentuali, l'incidenza 14,7 su 100.000 abitanti, quindi vedete che sta calando ancora, era 19 la scorsa settimana, terapia intensiva 4%, area non critica 3%. Allora, la dottoressa Russo oggi vi presenterà assieme all'assessore il piano di sanità pubblica. Io dico solo una cosa. Questo piano secondo me è virtuoso perché è sostanzialmente, faccio un solo commento, poi vi verrà spiegato, vedrete, fra l'altro ci sono anche delle slide molto comprensibili con delle tabelle. Diciamo ai veneti che noi non abbiamo abbassato la guardia, siamo un po' come le maison di alta moda, no? Noi stiamo già pensando alla collezione autunno-inverno 2021-2022. Se lo leggete con quella visione capite che non stiamo celebrando la festa della liberazione, ma stiamo schierando tutta l'artiglieria in caso di. Tanto è vero che non c'è un minimo abbassamento di guardia sulla fase di testing estiva, nel senso che la dottoressa ha previsto. È vero che c'è una quota base, la nostra quota base essendo in zona bianca sono 7.350 tamponi al giorno di base. 350 mi sembra siano, no? Più o meno. Insomma, considerate che doveva fare 50 in 100.000 abitanti. Sì, perfetto. Ma indovinato. Sì, perché quando non funziona Iocita funziona a memoria. Sì, che sono esattamente il conto di 50 tamponi, scusatemi, 150 tamponi ogni 100.000 abitanti, ve lo fate il conto. Questo prevede la tabella. Noi ne faremo di più, con delle popolazioni target variegate. Ci capiterà di andare al concerto piuttosto che fare un giro in spiaggia o andare in un supermercato, andare ai centri estivi, cercando sempre di rimpinguare questo controllo. Un controllo non indifferente verrà rappresentato anche dal fatto che adesso, per aprire bene gli ospedali, tamponeremo anche i parenti, quindi anche lì sarà una scrematura quotidiana per capire questo. Ma volevo la dottoressa Russo, quindi volevo ringraziare per il lavoro fatto, per come sta seguendo tutta questa partita. Ecco, a me interessava dire che noi ancora la fase di testing la portiamo avanti, resteranno aperti i Covid point, per chi magari ha un po' di raffreddore, un dubbio eccetera, se va e fa il tampone, e poi vedrete la dottoressa vi dirà anche il monitoraggio di base su RSA e ospedali che abbiamo continuato a predisporre, per cui per noi non cambia sostanzialmente nulla, anzi forse stiamo affinando ancora di più la strategia. Detto questo, sì, poi c'è l'autosomministrazione, questo è ovvio perché ormai è autorizzata, ma dopo ve ne parlerà. Io vi lascio la parola se avete delle domande, poi vi lascio. Prego. Tosato mi piace, ma arriva sempre prima. Nicolussi e Federico. Tosato arriva prima anche se si mette dietro di te. E oggi c'è stato un cambiamento copernicano, Presidente. Un golpe è questo.
Dunque, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci sono delle lagnanze, si potrebbe dire delle geremiadi, che riguardano le case di riposo. Perché? Perché effettivamente, e parlo di segnalazioni che sono circostanziate con nomi, cognomi, date, eccetera, eccetera, non c'è un'applicazione uniforme delle regole. Cosa intendo dire? Intendo dire che ci sono case di riposo che fanno entrare i visitatori esibendo il certificato di prima dose, altre che vogliono anche il richiamo, altrimenti non si entra, case di riposo che permettono l'incontro diretto tra visitatori e parenti vaccinati, e altre invece che hanno ancora il plexiglass o vietano gli abbracci. Ecco, siccome ci sono segnalazioni e proteste e si viene da un periodo abbastanza doloroso, forse un richiamo alla omogeneità delle regole sarebbe opportuno. Sì, grazie per la domanda. Risponderà l'assessore Lanzarin, poi c'è anche la dottoressa Russo se servisse, per dire anche cosa è previsto oggi. Perché giustamente tu hai descritto, hai dato una foto di un comportamento variegato, ma c'è una condotta comunque codificata già da oggi. Quindi dopo lascerei all'assessore Lanzarin. Scusate, ma è molto più esperta di me su ste robe. Oltretutto gli ha incontrato... Io ho fatto l'incontro con tutti i sindacati su questo argomento. Se non c'è problema risponderei dopo. No, certo, va bene. Un'altra segnalazione riguarda invece la flessibilità che lei aveva auspicato e anche un po' promesso, diciamo, nelle vaccinazioni estive. Ci sono hub che questa flessibilità, anche per ragioni di lavoro, non la applicano affatto. Anche qui ci vorrebbe un caso. Se ci date un caso, eccolo qua. Se ci date un caso, perché questo ci permette di andare in maniera puntuale dall'operatore che è un caso che riguarda la fiera di Vicenza e riguarda una persona che lavora in Olanda, deve partire perché mi pare il 1° luglio deve essere lì per lavoro. Comunque fornirò i dati. Però capite che qui il discorso non è disorganizzazione, no, certamente. È puntiglio personale di una persona che non capisce. Guardate, noi abbiamo curato un caso. Mi perdoni, in entrambi i casi ho sollevato la questione proprio perché so che esistono delle disposizioni di assoluta elasticità. Quindi si tratta di applicarle senza... Guardate, a noi è successo un caso sta settimana, ve lo posso dire, non vi dico la voce, di un cittadino che ha avuto la data della seconda dose il giorno prima del matrimonio, il giorno del matrimonio, ma devo sposarmi. E ha avuto come risposta: il matrimonio non è una delle condizioni per cui bisogna... capite? Cioè, che se siamo sti divei, è difficile arrivare, vabbè, ultimo miglio, ma qua siamo ultimo neurone, oltre non ne siamo più. Quindi grazie per la segnalazione, però se ci date il nome riusciamo in maniera puntuale a capire anche chi ha risposto da stare, perché per fortuna abbiamo tutto codificato. Sì, ci sono nomi, circostanze. Ecco, le chiedo un'ultima cosa che riguarda la questione del vaccino ai turisti. Sì. Ieri il generale Figliolo ha detto, insomma, prima, siccome mi pare abbia l'abitudine di esternare abbondantemente ogni giorno su tutto, non è facile a volte distinguere qual è la posizione del commissario. Comunque mi pare di capire che abbia detto prima un sì generico al vaccino ai turisti, poi ha detto ma in fondo si tratta più che di una necessità di uno spot. Se proprio vogliono farlo ci sarà un bilanciamento. Lei ne sa qualcosa di più? So che noi faremo i vaccini ai turisti, non sarà un fiume in piena, perché non è che uno si programma le vacanze pensando a farsi anche il vaccino. Vi ricordo che la permanenza media in Veneto è di 3 giorni e mezzo, mi sembra sia, delle presenze. Questo vuol dire che uno non è che di mezzo anche si fa anche il vaccino, però è un atto di assoluta raffinatezza, di attenzione nei confronti del nostro ospite, che per noi è sacro. E la sacralità dell'ospitalità prevede anche che, hai capito, a qualsiasi ora H24, se un turista ha una necessità, noi ci siamo. Ieri ho inaugurato The Blue Zone, ho inaugurato The Blue Zone a Jesolo. Le 10 nostre spiagge venete si sono messe assieme per essere le prime al mondo a certificare
il loro servizio Covid free, in spiaggia sotto l'ombrellone, con enti certificatori internazionali. Per cui per noi il turista è sacro, ci sarà un riequilibrio immagino dei vaccini, allora noi servono due cose, i vaccini e dall'altro al turista serve che il certificato che comunque noi rilasciamo, come i nostri veneti, sia riconosciuto dalla controparte della sua regione. Terzo aspetto fondamentale, vi annuncio già che ai turisti che hanno bisogno del vaccino garantiamo la forzatura del sistema col pulsante e l'accesso diretto, cioè accesso diretto che si prenotano ma non a 6 giorni, entrano nel portale e se sono anche davanti al centro vaccinale, lo vedo così, siccome non saranno tanti, dicono sto entrando, vedo di avvisare che sto entrando, cioè una prenotazione diciamo per registrare il flusso ma non per dire c'è il posto. Ovvio che dovremmo stabilire l'arco temporale minimo, perché se uno viene qui in vacanza per 2 giorni non è pensabile, no? Però ci sono, ieri per dire, ho incontrato una signora e la saluto il figlio, mi ricordo il nome del figlio Paolo, un ragazzo disabile, una disabilità, e mi ha incontrato uscendo dalla spiaggia, ero alla presentazione, e mi ha detto io sto un mese perché sono chiusi tutti i centri per questi ragazzi e l'ho portato io un mese. Ovvio che una che stava un mese, se di mezzo c'era il vaccino non è che può riportare il figlio a casa per la vaccinazione. Stiamo parlando di Veneto su Veneto e quindi non ci sarebbe problema, andrebbe in un centro vaccinale, magari organizziamo, però non c'era questa necessità. Quindi diciamo, si tratterà di stabilire la durata, la permanenza, però è un bel servizio. Ha detto che li farete sperando che vi forniscano i vaccini. Sì, comunque riusciamo a risolvere sta roba, non c'è problema. Ok, grazie. Prego. Nicolussi Moro. Buongiorno. Buongiorno. Allora io vorrei chiudere un attimo questo argomento chiedendo, siccome so che il generale Figliuolo aveva dato un input molto preciso su questo, c'è appunto la possibilità che le piattaforme delle varie regioni comincino a dialogare proprio per poi registrare le vaccinazioni dei turisti, e le regioni sono d'accordo nell'accettare questo limite minimo di permanenza di 2 settimane che il CTS avrebbe suggerito? Sì, assolutamente sì. Allora il tema della permanenza del periodo minimo lo decidiamo tutti assieme. Per quanto riguarda le registrazioni, sentite, se da noi arrivano dei veneti che si sono vaccinati in qualche regione italiana con certificato di vaccinazione, li registriamo, appunto. Cioè io non andrei lì a complicare le robe fuori. Cioè, è inutile che ci inventiamo poi altre robe che finisce che iniziamo a vaccinarli a ottobre, perché poi questa è la verità. Mi sembra che ci siano altri problemi a livello nazionale, ad esempio il Green Pass, tanto per citarne uno, no? Certo. Più che registrare un vaccino di un italiano che si è vaccinato in Italia. C'è anche il problema, mi pareva di capire, dei turisti stranieri da risolvere. Sui turisti stranieri c'è il problema, noi lo faremo volentieri, ma c'è il problema della riconoscibilità poi delle certificazioni di tutti. Ad oggi non abbiamo comunque avuto istanze dagli tour operator sui stranieri. Ecco, l'altra cosa che interessava molto la gente, se magari potete chiarirlo per evitare paure infondate, c'è il problema AstraZeneca. Sì. Allora, giustamente il CTS ha rinnovato l'esortazione, la raccomandazione, come vogliamo chiederla, alle regioni di non utilizzarlo sotto i 60 anni, perché ci sono anche purtroppo 2 ragazze in coma, una a Genova, una in Toscana di 18 anni. Possiamo chiarire che il Veneto questi Open Day sotto i 60 anni non li fa? No, non li ha mai fatti. Appunto, ma possiamo chiarire? No. Ma chiariamo anche di cosa ve ne fate di queste dosi di AstraZeneca rimaste avanzate. Perdonami, porrei la domanda un po' in maniera diversa. Noi non dobbiamo chiarire proprio nulla, perché noi l'abbiamo detto dal primo giorno, cioè 2 mesi fa. Ma è solo per rassicurare la gente, noi lo sappiamo. Sì, ma la gente che ti ascolta pensa che noi dobbiamo chiarire qualcosa. No. Era soltanto per dire, siccome sui giornali stiamo scrivendo tutti i giorni che ci sono questi Open Day che purtroppo... La posizione del Veneto è non limpida, di più. Cioè voglio ricordare che AstraZeneca ha questa condotta, fa la condotta dei under 50, poi fa gli under 55, poi fa gli under 60
e poi capovolgono la visione e fanno gli over 60, cioè da 2 mesi, da quanto tempo è? 2 o 3 mesi? Circa 3 mesi ne è uscita una circolare, la forte raccomandazione di utilizzarlo sopra i 60 anni. Quel giorno stesso sono sceso, quando? 21 aprile. Proprio quel giorno io sono sceso in conferenza stampa e ho detto vi informiamo che noi applichiamo la raccomandazione anche su suggerimento e confronto della dottoressa Russo direttamente come è scritta, quindi noi non facciamo open day, non li abbiamo mai fatti, non facciamo nessuna attività di promozione del vaccino a vettore virale sotto i 60 anni. Prova ne sia che siccome c'era sto dibattito sembrava anche che fossimo dei, come si può dire, degli sprovveduti, perché giustamente ti aumenta il magazzino, no? Io dissi prima al generale Figliuolo quando venne qui, e lo dissi anche pubblicamente, che c'è il rischio comunque che questi vaccini vadano in un binario morto, perché quando tu hai saturato gli over 60 a chi li fai? A nessuno, tanto è vero che noi ne abbiamo già, però li stiamo accantonando per le seconde dosi, ne abbiamo 144.000 di AstraZeneca e 78.000 di Johnson & Johnson. Detto questo, non paghi di questo, abbiamo anche detto, ho chiesto io personalmente alla conferenza dei presidenti, e quando? 2 settimane fa, forse sono anche 3 ormai. 3 settimane fa. 3 settimane fa ha scritto nuovamente il Ministero della Salute e dice: ma sentite, ci sono novità su sta roba, ve la traduco in maniera, cioè è confermata la raccomandazione, e oggi mi sembra di aver capito che ci sia un'ulteriore espressione del CTS. Oggi arriva, sì. Allora, noi non abbiamo fatto, non intendiamo farlo, abbiamo fatto sotto i 60 anni, quando era raccomandato sotto i 60 anni. Sì. Per dire, a casa mia hanno fatto AstraZeneca. Perché? Perché era raccomandato sotto i 60, vi ricordo. Allora, lo scenario europeo è uno scenario variegato, la Germania che non lo usa, la Danimarca, la Svezia, c'è un po' di tutto. Sì. In questo contesto penso sia prudente, vista la bassa prevalenza del virus, perché questa è la grande discriminante, cioè non siamo a dicembre, a novembre quando c'è virus, ma ce n'è poco, di valutare il costo-beneficio, e la valutazione che fa il Veneto è di non utilizzarlo. Perfetto. E non lo abbiamo mai utilizzato sotto i 60 anni, sia chiaro, se non prima quando era raccomandato. Ecco, il progetto... Attenzione, voglio dire, non faccio colpe a chi l'ha utilizzato, che sia chiaro. Questa è una scelta discrezionale che deve essere presa dalla regione, dalla singola regione, in virtù della condizione epidemiologica che ha, della sua organizzazione, delle scelte che fa con i suoi tecnici, quando ci sono i buoni e i cattivi. Però il Veneto ha deciso di non farlo. Ecco, Presidente... Sì, che non passi questa idea, perché noi non stiamo accusando nessuno. No, infatti io gliel'ho chiesto apposta. Anche se qualcuno ci accusava dicendo che avevamo un magazzino. Adesso capite perché avevamo un magazzino. Ecco, allora, il progetto che lei aveva annunciato la scorsa settimana in merito all'utilizzo di AstraZeneca, no, lei aveva detto adesso AstraZeneca dobbiamo decidere come utilizzarlo, stiamo sviluppando un progetto su questo. No, c'era il tema di attrarre gli over 60 e basta. Per questo, sì, ma gli over 60 però Johnson & Johnson? Sì, però volevamo fare una promozione ulteriore. Noi abbiamo circa 160.000 persone che non hanno risposto all'appello, over 60. Allora, volevamo, da un lato abbiamo puntato all'accesso diretto con Johnson & Johnson, e sono 3.400 quello che è, che hanno già aderito. Dall'altro pensavo a una promozione, magari pensare a proporre l'AstraZeneca, ma sempre sopra i 60 anni. Noi non non sono iniziative sotto i 60 anni. Se no le avremmo già fatte, scusate, abbiamo i vaccini. Ecco, l'ultima cosa volevo chiedere, siccome appunto partendo sempre dall'audizione alla Camera del generale Figliuolo, lui ha detto che passata la fase di emergenza per l'autunno la terza dose verrà gradualmente affidata ai medici di famiglia piuttosto che agli hub. Volevo capire se c'è già un piano per la terza dose. Guarda, ad ora non esiste la terza dose. C'è però il Green Pass che prevede la scadenza dopo i 9 mesi, per cui non so se sia un preludio, ma ad oggi non c'è. Però detto questo, io dico, l'organizzazione nazionale, io non ho nulla contro i medici di base, che sia chiaro che sono una colonna portante della sanità. L'importante è che quando si decide poi ci si assume la responsabilità di quello che si decide, cioè bisogna sapere che ci dobbiamo fare colpito fondato con la campagna vaccinale. Probabilmente la formula mixata
distribuisce di più il rischio in un contesto sensato di ingegneria gestionale, dove tu puoi, se è un flusso tranquillo, i medici base sono in grado di far fronte, ma se avessimo dovuto destinare ai medici base 40-50 mila vaccini al giorno, vedete, noi abbiamo 1600 persone schierate. Cioè, i medici base in Veneto sono 3500, noi ne abbiamo 1600 schierate, vuol dire che oltre ai medici vaccinatori dobbiamo mettere tutto un fronte di personale. Cioè, vuol dire, quindi però, al momento non c'è un piano per la terza dose in autunno, chiedo. No, okay. Ma noi siamo pronti se arriva. Perfetto. Però, ripeto, ben venga con i medici di base, per carità, però dovremmo capire qual è, al di là della dichiarazione, poi qual è il progetto. Okay. Cioè, vorrei ricordare che le vaccinazioni in Veneto sono pensate, organizzate, progettate e fatte dal Veneto. Cioè, vorrei che sia chiaro questo, perché non vorrei che, sentendomi parlare i veneti, immagino che sia qualcuno che viene da fuori a organizzarsi le vaccinazioni, è tutto made in Veneto. Sì, ma non sto dicendo te, perché siccome ho detto più volte, aspettiamo, sentiamo cosa dicono, cioè, cosa decidono. Cioè, noi siamo autonomi qui, sul fronte della vaccinazione, su altre robe no. Ok? Prego. Federiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Immagino che il piano di sanità pubblica si occuperà anche delle visite negli ospedali, oltre che di quelle nelle case di riposo. Chiedo solo un anticipo se possibile. La ratio quale sarà? Mi spiego. Mi risulta che alcune aziende, per esempio l'ospedaliera di Padova, abbia dato proprio in questi giorni indicazioni sul contingentamento delle visite ai degenti, con le regole sostanzialmente del Green Pass, quindi o si è tamponati nelle ultime 48 ore, o si è vaccinati o si è guariti. Tutto questo però vincolato a una visita di 15 minuti al giorno, parlo di reparti non Covid. Allora, noi abbiamo fatto una riunione non più tardi di 2 o 3 giorni fa, stanno scrivendo le linee guida in maniera tale che siano uniformi per tutti. Nel frattempo dei direttori umanamente e autonomamente hanno fatto bene, hanno cominciato a muoversi, ad allentare. Poi arriverà una circolare che normerà tutto questo. La filosofia è quella dell'RSA comunque, no? Di garantire ai visitatori di poter entrare. Ovvio che noi siamo preoccupati del fatto che non c'entrino con il virus, ma il virus lo lasciano a casa. Chiedo perché anche l'esperienza pratica insegna che 15 minuti sono davvero pochi, soprattutto per degenti che non sono per esempro in grado tipo di alimentarsi da soli. Questo è un problema molto sentito. No, ma guardate, l'assessore e la dottoressa Russo che stanno scrivendo le linee guida hanno ben chiaro la storia della tempistica. Cioè 15 minuti non è una visita, è una telefonata. Esattamente. Va bene, allora poi ne parliamo. Poi il tema considerate che peraltro è anche previsto, lo troverete nel piano di sanità pubblica, anche il monitoraggio dei non vaccinati negli ospedali, perché noi abbiamo anche quel fronte oltretutto, che ha un trattamento particolare perché non essendo vaccinati non vengono monitorati con la cadenza degli altri. Sta parlando di dipendenti in questo caso? Okay. Ma questo poi ha una ricaduta sui ricoverati. Indubbiamente. Poi il tema della flessibilità, la domanda che avevo posto l'altro giorno, cioè il caso sollevato sul ragazzo che partiva per l'Erasmus, ha scatenato naturalmente a cascata numerosi altri casi analoghi, quindi c'è un problema, mi pare di capire, su queste partenze per viaggi di studio o per che è umano il problema. C'è modo di poter dare indicazioni alle aziende sanitarie su come rispondere a queste esigenze senza che ogni volta noi Presidente dobbiamo venire in conferenza stampa? No, io dico guardate, io mi sono anche un po' arrabbiato, vi dico la verità, molto. Cioè nel senso che noi non possiamo fare il manuale di tutto. Cioè non è che io posso dire ti alzi in piedi, apri la porta, dici buongiorno, cioè perché penso che sia anche offensivo, no? Allora io penso che l'unica istruzione che è elasticità. Vi faccio un esempio. Pfizer e Moderna, i due RNA messaggero, hanno un arco temporale per fare la seconda dose reale 21-42 giorni. Non è proibito farlo anche al 22esimo giorno. Noi abbiamo preso verosimilmente, per un fatto anche di organizzazione e di avere più margine per vaccinare, 35-42. Abbiamo detto all'interno di quel range, se qualcuno ha problemi, dai 35 giorni ai 42 per la seconda dose, taratevi. Se uno ti dice che sarebbe libero il 34esimo giorno, glielo fai al 30esimo giorno, non è quello il problema. Vi ho fatto l'esempio dello sposando, no? Del maritando si dice. Quello che sei, insomma, del promesso sposo,
che gli hanno dato la dose il giorno prima del matrimonio. Dice: se mi viene febbre? E la risposta è stata: il matrimonio non è nella lista. E allora bisogna far sparire la lista, perché nella lista c'è scritto buon senso. Ma guardate che la stragrande maggioranza dei centri vaccini viaggiano bene. Ovvio che poi queste sono le punte dell'iceberg, ma io mi rifiuto di fare una lista di casistiche, perché ne dimenticheremo sicuramente una. C'è anche mamma di studentessa universitaria che chiede se la figlia può vaccinarsi nella sede universitaria anziché nella città di residenza. Forse è il caso di non arrivare all'estremo della flessibilità, no? Sentite, la sede universitaria dov'è? Venezia, mi pare di capire. Sì, vabbè, Bene, capisco se uno è all'estero. Ma... L'ultimo flash, Presidente, visto che so che è vicino anche al mondo delle Proloco, organizzatori di sagre, mi scrive un comitato che si chiede come è possibile rispettare le linee guida sul divieto di assembramento, in quanto l'assembramento stesso, scrive, è parte imprescindibile di una sagra. Allora, con l'uso della mascherina ci si può muovere liberamente all'interno dell'area della manifestazione, in questo caso piazzale della Chiesa, o le presenze devono essere contingentate? Allora, ad oggi non abbiamo contingentamenti per le piazze, non ci sono, e considerate che dal 21 di giugno se ne va anche, fra l'altro se ne va anche il coprifuoco nelle regioni che hanno ancora il coprifuoco, e si va verso una libertà. Il tema è sempre quello di evitare assembramenti, ma rientra anche lì nel buon senso, non è che possiamo... durante il Covid c'è stato un gruppo che ci ha presentato uno strumento per evitare gli assembramenti. Uno si mette un braccialetto, tutti si mettono il braccialetto, poi c'è un chip che suona se uno si avvicina troppo. Capite? No. Non è che possiamo far girare il guardainfante. Sapete cos'è il guardainfante? Il sottogonna del 700, dell'800, uno se lo mette, fa 1,5 metri di raggio e nessuno sa, come gli autoscontri, dai, uno pensa alla sua sicurezza e a quella degli altri con un po' di... Ma guarda, io peraltro so che le Proloco, spezzo una lancia per le Proloco, sono sempre state molto attente, perché poi sono dei volontari e portarsi grana a casa grane facendo i volontari non è il massimo della vita, no? Per cui so che loro sono ferri nell'applicazione di linee guida. Invece dobbiamo fare appello ai visitatori e ai frequentatori delle sagre di dare una mano a questi volontari e non creare problemi, di non pretendere di essere tornati all'anno zero dove si può fare baccanale, perché non si può. Bisogna utilizzare la mascherina quando ci si muove, perché un po' di assembramento c'è, si toglie a pranzo, ma non sarà un assembramento di pranzo, perché comunque le Proloco stanno arieggiando i locali, insomma, stanno facendo un bel lavoro. Grazie. Prego. E vi lascio... prego. Moscati, scusate, una telefonata. Sì, ultima e velocissima. Prego. Mi chiedono, parlo dell'Us Serenissima, perché lì ovviamente ci sono molti più operatori turistici. Nell'ambito di questi operatori ci sono alcuni come gli addetti alle pulizie, eccetera, eccetera. Allora mi hanno chiesto, perché qualcuno, magari quarantenne, ha provato a vaccinarsi e non ha trovato posto se non a fine agosto, insomma a stagione inoltrata, ha provato come operatore turistico e invece ha trovato posto. Allora la domanda è: cosa vado incontro? Io che dichiarazione devo fare? Cosa devo dire? Cosa mi può succedere? Molti chiedono se ci sarà il famoso buon senso. No, a portale ci si iscrive perché sei operatore turistico e c'è scritto che puoi fare un'autocertificazione e dici dove lavori. Non è che uno a 40 anni dice: vada, che dico che lavoro nel turismo, cosa fai? Faccio turista. No, ma siccome è un ambito molto, molto vasto, perché a Venezia sappiamo che ci sono anche degli occasionali, chi accompagna i turisti. E dicono che lavoro fanno. Case vacanze. Debbono però dire cosa fanno. Lo devono certificare. Devono fare un'autocertificazione con il nome del datore di lavoro. Sì. Perfetto, grazie. O l'attività che fanno, insomma, se hanno un'attività, che sono uno che è un bed and breakfast, avrà un codice fiscale quantomeno, no? Possiamo lasciare libero il Presidente? Vorrei rispondere prima la dottoressa, l'assessore Lanzarini e poi la dottoressa Russo. Grazie. Prego. No, era la battuta, possiamo licenziare il Presidente, voleva fare. Prima del licenziamo. Arrivederci, buongiorno. Domani non ci siamo, perché siamo a ci sei? No. Sì? No, perché ho l'incontro con... Ci siamo a Belluno per il tema treni e... l'ospedale. E sanità.
Grazie. Buongiorno, allora rispondo alla domanda prima, quella relativa alle case di riposo, no? E quindi alle visite alle case di riposo. Allora noi abbiamo, come era previsto e come da previsione, abbiamo applicato l'ordinanza, vi ricordo, del Ministero della Salute e Speranza dell'8 maggio, è stata emanata l'8 maggio. Il 10 di maggio noi abbiamo trasmesso con comunicazione della Regione, della prevenzione a tutte le aziende sanitarie l'ordinanza, specificando anche sul tema dei tamponi famosi, nel senso di dire, perché sapete che si entra nelle case di riposo solo se si è in possesso del famoso Green Pass e quindi le 3 caratteristiche, quindi uno se ha fatto la vaccinazione a posto, se ha il certificato di avvenuta guarigione dopo aver avuto il Covid, e poi c'era quello dei tamponi. Quindi abbiamo trasmesso il 10 di maggio alle aziende sanitarie, che poi di riflesso hanno trasmesso a tutte le strutture l'ordinanza con anche le modalità, e quindi il fatto che i visitatori familiari possono andare nei nostri punti tampone, fare il tampone e poi presentarsi dentro la residenza per anziani e fare la visita. Quindi abbiamo applicato insomma quello che è arrivato a livello nazionale, che sapete che è stato anche oggetto di discussione con le regioni, con l'Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero, quindi è stato costruito a più mani quelle linee guida insomma generali. Io ho incontrato lunedì le confederazioni dei sindacati a livello regionale su questo argomento, compresi anche i sindacati dei pensionati, che chiedevano proprio di avere un incontro, perché anche a loro era giunta la notizia che alcune strutture o non aprono o comunque mantengono ancora dei divisori, quindi non applicano insomma quelle che sono le linee guida. In quell'incontro di lunedì ho presentato, perché noi abbiamo fatto anche la direzione servizi sociali, su mia richiesta, ha fatto un'indagine struttura per struttura, quindi con questionario ben specifico: avete aperto, non avete aperto, fate all'interno, fate all'esterno, utilizzate il tavolino, permettete gli incontri fisici, non permettete gli incontri fisici, utilizzate ancora la stanza degli abbracci, il tavolino con il plexiglass, insomma. Quindi abbiamo fatto anche proprio un questionario e abbiamo raccolto tutti i dati struttura per struttura. Li abbiamo presentati lunedì non completi, perché su 330 strutture avevamo la risposta di 270 strutture. Era una risposta buona, anche se anche in quell'occasione emergeva che qualche struttura non stava applicando. Ieri mi sembra, perché avevo la notizia che ieri avremmo chiuso tutta questa ricognizione. Credo che quindi poi i numeri possiamo darli anche a voi, perché mi sono impegnata con i sindacati a trasmetterla ai sindacati, quindi la ricognizione che si chiudeva ieri su tutte queste strutture, quindi ricognizione chiusa, quindi penso oggi insomma ci saranno domani massimo la tabella con la ricognizione su tutte le strutture residenziali del Veneto. Chiaramente per quelle strutture che abbiamo visto o vedremo che non applicano, ci sarà un richiamo, una lettera nostra in cui diciamo applicate le linee guida che sono state emanate con ordinanza del Ministero. Questo è quello che possiamo fare, continueremo a monitorare ed eventualmente intervenire su quelle singole situazioni. È chiaro che voi sapete che, l'ho detto anche con i sindacati, lì c'è poi un'autonomia gestionale interna alla singola struttura, che per motivi vari può anche avere un atteggiamento di un certo tipo. Noi comunque monitoreremo e come ho detto prima, insomma, cercheremo anche di incentivare, di sollecitare quelle strutture, abbiamo il nome e cognome, che da questa ricognizione insomma vediamo che effettivamente hanno un atteggiamento molto di chiusura, perché io ritengo, come, e mi riallaccio all'altra domanda, quella degli ospedali, come negli ospedali ne abbiamo discussi proprio due giorni fa, e quindi abbiamo chiesto che venisse emanata una nuova circolare chiarificatore rispetto agli accessi agli ospedali, perché c'erano anche delle situazioni diverse rispetto non i reparti Covid ma gli altri reparti, quindi le udienze più lunghe, il post operatorio e tutto il resto, perché io credo che insomma anche tutta quell'attività deve essere ripresa in sicurezza, ma deve essere ripresa. Però permettetemi una cosa, questo vale per gli ospedali e anche per le case di riposo. Se noi pensiamo di tornare come prima,
su questo dobbiamo anche un po' fare una sorta di educazione personale e civica a tutti noi, quindi parlo proprio al plurale, a tutti noi, perché se pensiamo che possiamo entrare in ospedale o in casa di riposo a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi momento, senza avvisare, senza che ci siano insomma dei contingentimenti di orari, di numero di persone. Possiamo entrare a visitare una persona in una stanza di degenza di un ospedale, 4-5 persone, non so, una stanza con 4 letti, con 3 letti, ogni persona ha 4-5 persone attorno al letto, voi capite, non possiamo tornare in questa situazione. Quindi io credo che tutto quello che è successo ci deve anche insegnare un po' a rispettare questi luoghi ed essere un po' più ordinati, cioè entriamo, io credo che sia giusto e corretto entrare, fare l'assistenza ai malati, al post operatorio, alle persone più anziane che hanno bisogno dell'assistenza durante il pasto, piuttosto che anche solo di compagnia e di relazione. Però ecco, dobbiamo comprendere questa cosa e quindi forse dobbiamo anche tutti noi insomma fare un po' una sorta di diciamo così, insomma, rispetto a quelli che saranno l'atteggiamento e il comportamento futuro. Insomma, io chiedo anche a voi insomma di aiutarci, perché dovremmo comportarci così, però è giusto e corretto che riapriamo insomma in sicurezza con le caratteristiche che ci sono, insomma, sia le case di riposo dovrebbero averlo già aperto, chi non l'ha ancora aperto faremo dei solleciti, anche gli ospedali, insomma, però in questo contesto. Passo la parola alla dottoressa Russo, però prima dico 2 parole sul piano di sanità pubblica. Allora, la delibera è stata approvata nella giunta di martedì, è un piano di sanità pubblica che continua, quindi in continuazione, aggiornamento, chiamiamola come vogliamo, rispetto agli altri piani, insomma mi sembra sia il quarto o il terzo questo, forse il terzo? Il quarto, ecco. Il quarto da inizio, quindi da marzo, mi sembra il primo sia di marzo 2020. Quindi è il quarto aggiornamento, quindi quarta delibera che noi facciamo, che chiaramente segue l'evoluzione dell'emergenza della pandemia. È chiaro che questo è un piano che va a ridefinire le azioni, quindi le azioni di screening rispetto ai soggetti più ad alto rischio, più sensibili, sanitari, la RSA, eccetera, ma lo dirà poi la dottoressa Russo. Va ad aggiornare la diagnostica, perché nel frattempo insomma ci sono i test di quarta generazione, ci sono i salivari che con circolare nazionale, voi sapete insomma, quindi i salivari molecolari, noi avevamo già iniziato con il professor Plebani a Padova, quindi insomma aggiorniamo quindi la diagnostica che segue un po' l'evoluzione. Contiene anche il piano non solo gli elementi specifici per quanto riguarda il Covid, ma essendo un piano di sanità pubblica inseriamo anche gli altri elementi, le altre vaccinazioni, quindi il discorso di recuperare tutte le vaccinazioni che sono state un po' abbandonate o comunque insomma hanno avuto un rallentamento. Quindi richiamiamo anche al recupero di tutte le altre tipologie di vaccinazioni. Vengono inseriti anche il discorso legato alla sicurezza negli ambienti di lavoro degli SPISA, perché c'è il nuovo piano che insomma poi lo presenteremo insomma quando sarà aggiornato e quant'altro. E poi vengono inserite anche, visto che mi ricollego a 2 questioni che abbiamo parlato prima, vengono inserite anche le nuove modalità per 2 servizi sociosanitari, strutture extra-ospedaliere che sono importanti, che sono i centri diurni anziani per non autosufficienti. Anche in questo caso ce n'erano alcuni che erano aperti e alcuni che non erano aperti, probabilmente interpretazione, quindi li specifichiamo, riaprono tutti, perché ho avuto segnalazioni, quindi tutti i centri per anziani per non autosufficienti possono riaprire. E ritorniamo anche ai rapporti che c'erano prima del Covid per quanto riguarda i CEO dei disabili. Sapete che anche lì si erano chiusi, poi c'erano i gruppetti più piccoli, quindi insomma anche difficile gestione, non c'era interazione. Ritorniamo anche in questo a quelli che erano le modalità anti-Covid con chiaramente le sicurezze, quindi con i gruppi come erano previsti insomma prima del Covid. E quindi è inserito anche queste 2 specifiche. Io lascerei la parola alla dottoressa Russo, che però entra nello specifico per capitoli e quindi vi dice anche numeri e tempistica dello screening e quant'altro, se non ci sono domande per me. Va bene? Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. L'assessore e il presidente hanno già anticipato molte delle cose che sono contenute all'interno del piano, quindi cercherò di essere abbastanza veloce anche perché avete le slide, insomma il materiale che vi verrà consegnato. Allora, come ha detto l'assessore, il piano è chiaramente in continuità con quelli precedenti.
e questo nella logica di adattare quelle che sono le misure e i comportamenti di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. In questo momento siamo in una condizione fortunatamente di bassa circolazione, quindi definita bassa incidenza, pertanto ci sono delle misure che vanno riviste, sia in termini di sorveglianza sanitaria, quindi l'attività che i dipartimenti di prevenzione svolgono nel momento in cui si verifica un caso positivo, sia in termini di frequenza degli screening che noi abbiamo messo a sistema sin dall'inizio di questa pandemia nei confronti degli operatori del servizio sanitario, quindi sia e anche naturalmente delle strutture per anziani, sia che siano sanitari che non ne siano sanitari, e poi anche il mantenimento di quello che si diceva prima, di un numero minimo di tamponi che non è solo quello conseguente al verificarsi di un caso, ma anche la ricerca in soggetti asintomatici di una possibile positività. Questi sono gli elementi principali. Però una cosa importante, perché vedo anch'io naturalmente quello che emerge nell'ambito della comunicazione, quindi le preoccupazioni che possono essere legate al fatto che siamo in una condizione di bassa circolazione, quindi l'epidemia potrebbe anche riprendere. Allora, intanto il contact tracing cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo un caso si deve avviare, lo abbiamo imparato nel tempo, un'attività di indagine epidemiologica per cercare tutti i contatti, i cosiddetti contatti stretti ad alto rischio e i cosiddetti contatti a basso rischio o contatti occasionali. Quando abbiamo, come adesso, una condizione di bassa circolazione, questa attività deve aumentare e non diminuire. Perché? Perché il contact tracing semplificato è giustificato quando abbiamo tantissimi casi, perché non è possibile seguire un contact tracing che vada a rintracciare oltre ai contatti stretti anche i contatti occasionali, perché è un lavoro che non è sostenibile. Quando ci troviamo di fronte a migliaia di casi giornalieri è chiaro che tutte le misure e le circolari prevedono e rendono possibile e sostenibile un contact tracing semplificato. Adesso invece, quando siamo in una condizione in cui abbiamo meno casi, pochi casi giornalieri, 88 oggi, insomma una media di casi abbastanza bassa, bisogna cercare anche nei contatti, bisogna sorvegliare anche i cosiddetti contatti a basso rischio. Questo soprattutto per quanto riguarda il sospetto varianti, che naturalmente continuiamo a monitorare. Abbiamo avuto tutta una serie di circolari ministeriali che hanno indicato che in tutti i casi in cui ci sia il sospetto di un caso legato a variante deve essere fatto il sequenziamento. In quel caso la quarantena va valutata anche nei contatti a basso rischio, se questi presentano nell'ambito dell'indagine epidemiologica una certa frequenza di contatto con il caso. Quindi non passi l'idea che diminuisce la ricerca dei contatti, anzi la ricerca dei contatti e i cosiddetti cerchi concentrici naturalmente intorno al caso si allungano, si allargano. Per quanto riguarda il numero di tamponi, allora abbiamo voluto fare un lavoro con tutte le regioni dove ci fosse un'indicazione che portasse a un numero minimo di tamponi in rapporto all'incidenza, e troverete anche la tabella. In condizione di bassa incidenza, che è quella attuale, 150 tamponi su 100.000. È chiaro che è un limite minimo per garantire la possibilità di monitorare la circolazione del virus. Noi come Regione di prassi abbiamo avviato un percorso di testing che è abbastanza ampio e quindi diciamo che il nostro numero di tamponi è sempre maggiore rispetto a questi 7.350 al giorno, ne abbiamo 15.000, 20.000, 30.000, ecco, perché abbiamo un'attività di testing e ci siamo abituati come popolazione generale anche ad avere, anche se abbiamo insomma
per diverse occasioni, quelle che abbiamo detto, di frequentare insomma tutte le occasioni ricreative, perché adesso siamo vincolati, ma anche per le visite eccetera, e comunque abbiamo messo nel piano di sanità pubblica la possibilità, e questo verrà fatto, di testare per chi vuole anche personale dei centri estivi oppure persone che possono essere presenti in alcuni eventi di cui si faceva riferimento prima, che possono essere delle sagre, che possono essere altri eventi, per cui potrebbe essere presente un punto tampone, come abbiamo fatto nel passato, vi ricordate, nelle piazze eccetera, che può cercare eventuali positività asintomatiche. E questo perché ci serve a capire quanto e come circola il virus, e quindi questa è un'altra cosa che abbiamo inserito. Per quanto riguarda, rimanendo nella gestione del caso, abbiamo rivisto, sulla base anche della circolare ministeriale, la durata della quarantena e dell'isolamento. Sapete che era stata portata a 14 giorni per una questione precauzionale, adesso è stata riportata dal Ministero della Salute a 10 giorni, e quindi trovate questa tabella dove viene esplicitato, con la differenza e l'attenzione a tutti quei casi che possono essere legati a variante, dove aumenta, abbiamo detto, e può essere inserita la quarantena anche per i soggetti che hanno avuto insomma contatti occasionali, e dove la chiusura dell'isolamento e della quarantena avviene con tampone di tipo molecolare, mentre nell'altro caso può avvenire, cioè nei casi fuori dalle varianti, anche con un tampone antigenico. Quindi l'attenzione deve essere massima. Per quanto riguarda il numero dei tamponi vi ho detto. Per quanto riguarda la periodicità del test, è chiaro che ci troviamo in una condizione diversa, oltre che in una condizione di bassa circolazione. Fortunatamente ci troviamo di fronte a una popolazione e a un setting che è quello sanitario, dove la maggior parte sono vaccinati. Quindi per i vaccinati abbiamo individuato una tempistica di ordine generale, che comunque è soggetta alla valutazione caso per caso, secondo una stratificazione di rischio, comunque di effettuare il tampone di screening ogni 30 giorni nei soggetti vaccinati. Nei soggetti non vaccinati, come? Sanitari, sì, sempre personale dell'ambito, diciamo, dipendente del sistema sanitario regionale. Se le persone, gli operatori non sono vaccinati, ogni 7 giorni. Quindi diciamo che per noi è molto importante evitare che il soggetto non vaccinato possa essere portatore del virus nell'ambiente di lavoro. Ecco, questo è il concetto principale. Quindi abbiamo portato questo. Per quanto riguarda gli operatori dell'RSA vale lo stesso, per i soggetti vaccinati ogni 30 giorni, per i non vaccinati ogni 7 giorni. Per quanto riguarda gli ospiti abbiamo mantenuto i 20 giorni per le persone che sono vaccinate, ogni 7 giorni per i non vaccinati. Quindi abbiamo praticamente fatto una restrizione, se volete, una particolare attenzione per i soggetti non vaccinati. Poi abbiamo inserito un accenno per quanto riguarda una parte per quanto riguarda invece il tampone che viene fatto nei confronti dei turisti, che siano nostri, diciamo, persone, cioè insomma la popolazione veneta che ha bisogno insomma di fare il test per viaggiare oppure per spostarsi per lavoro. Naturalmente questo è a carico del soggetto, però può essere fatto, come sappiamo, nelle farmacie. Vi abbiamo insomma fatto i protocolli di cui abbiamo parlato tante volte, può essere fatto nei laboratori privati, nei laboratori accreditati, ma anche nei punti tampone. E quindi c'è, diciamo, dove sapete insomma è a libero accesso, quindi le persone arrivano e quindi possono effettuare il tampone. Questo era molto importante anche non solo per le persone insomma italiane e soprattutto venete che devono intraprendere un viaggio di questo tipo, ma anche per i turisti che vengono nel nostro territorio e che hanno poi bisogno di effettuare il tampone prima di partire, 48 ore prima di partire, e quindi devono regolarizzare la loro situazione per poter ripartire. Sì. In questo caso probabilmente già martedì seguirà una delibera con cui quantificheremo
chiaramente, che però sarà in linea insomma con quelli che avevamo già quantificato, quanto sarà il costo del tampone che il turista che andrà in un centro Covid point nostro, insomma, perché gli serve, verrà chiesto, insomma, ecco, quindi però questo agevola sicuramente, insomma, anche le persone, ecco. Poi per quanto riguarda invece, ha detto già l'assessore, i tipi di test, anche naturalmente non sono la periodicità è collegata a quello che è lo scenario epidemiologico, ma per quanto riguarda la tipologia di test, anche questa segue quella che è l'evoluzione dei test disponibili. Quindi sono stati introdotti, come si diceva prima, il test salivare, che è un test di tipo molecolare, una PCR, e che quindi può essere utilizzata con le stesse indicazioni, e poi anche il test di laboratorio definito di quarta generazione, che è un test altamente sensibile e specifico che è come un test rapido, di cui però la lettura non viene fatta in maniera cromatografica, ma viene fatta in laboratorio. Quindi diciamo che è a metà strada tra quelle che sono le caratteristiche di un test molecolare e quello che di un test antigenico. Quindi abbiamo introdotto anche questo. È stato anche inserito un capitoletto sul test in autoprelievo. Sapete che il test in autosomministrazione è in commercio ed è marcato CE, e i documenti nazionali già prevedevano il possibile utilizzo di quelli che erano i test marcati CE. Noi però abbiamo voluto sottolineare, lo trovate scritto, che naturalmente il suo utilizzo seguirà quelle che sono le indicazioni nazionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo preparato una proposta da mandare al Ministero della Salute, chiedendo se è possibile, come sanità pubblica, integrare quella che è l'attività di testing senza andare a sostituire in alcun modo il test tradizionale dove viene rilasciato un referto di positività o negatività, ma integrare questa possibilità in modo tale che in occasione di eventi, in occasione di eventi sociali oppure familiari allargati, oppure in contesti lavorativi che possono essere anche quelli del turismo, ci sia la possibilità che le persone possano autocontrollarsi. E quindi vorremmo portare avanti una sorta di progetto pilota in cui, accordandoci con delle aziende oppure con organizzatori di eventi, per avere poi la possibilità di utilizzare questi test in autosomministrazione, perché come dicevamo da tanti mesi questo si aggiunge, quindi nulla toglie a quelli che sono già i testing che si fanno come sanità pubblica, ma si aggiunge come ulteriore elemento di possibile controllo che il cittadino può avere sul proprio grado di positività. Questi mi pare che fossero, perché della parte delle strutture residenziali ha parlato l'assessore. Posso fare due domande? Allora, Nicolussi Moro, Moscati, una domanda Tosato. Nicolussi. Allora, dottoressa, volevo chiederle due cose. Intanto, quante sono le vaccinazioni da recuperare per i bambini, se ne avete anche per gli adulti, e come vi state organizzando per recuperarle? E poi volevo capire il monitoraggio dei sanitari che non si sono ancora vaccinati, come va? Noi eravamo rimasti ai famosi 6.130, mi pare. Volevo capire come siamo messi e che cosa stanno facendo le aziende per, sollecitarli a adempiere a un obbligo di legge. Grazie. Allora, 5, 6, 14, l'assessore ha il numero più aggiornato. È chiaro che per quanto riguarda il recupero degli operatori sanitari e non sanitari che sono legati all'obbligatorietà del decreto legislativo 44, sta continuando il lavoro, perché il lavoro in che cosa consiste? Consiste nel fatto che una volta identificate le persone vengono contattate, gli viene proposta la vaccinazione
e loro hanno il tempo poi di vaccinarsi. Quindi abbiamo un approccio di accompagnamento, e naturalmente è così, deve essere, per dissipare tutti quelli che possono essere gli elementi di dubbio nei confronti della vaccinazione, e poi l'operatore segue il percorso che è previsto dalla legge. Abbiamo ma penso che l'assessore ne abbia parlato, un legale che sta seguendo con Azienda Zero e con le aziende ULSS tutti questi aspetti, e quindi via via vedremo quali sono, però abbiamo visto che c'è anche un certo recupero. Tra l'altro mi preme sottolineare che per quanto riguarda gli operatori sanitari, soprattutto le figure riguardanti i medici, sono vaccinati in altissima percentuale, superiore al 90%, sia quelli che lavorano nelle strutture ospedaliere sia quelli che lavorano sul territorio. Quindi siamo abbastanza ottimisti da questo punto di vista. Per quanto riguarda le vaccinazioni invece comprese nel calendario vaccinale regionale, abbiamo quasi pronti i report per riportare quelli che sono i tassi di copertura sia a livello regionale che aziendale, quindi nei prossimi giorni li manderemo alle ULSS ed eventualmente vi faremo una sintesi. Comunque abbiamo visto che per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie secondo la legge dell'obbligo non abbiamo avuto delle defezioni, perché comunque i genitori hanno portato i bambini a vaccinare, quindi le coperture sono intorno al 95%. Poi vi diremo specificatamente se c'è un minimo di disallineamento legato spesso, ma questo lo abbiamo visto, al fatto che c'era una certa paura, soprattutto quando eravamo nella fase di maggiore incidenza dei casi, a spostarsi, e quindi c'è stata la tendenza a posticipare la vaccinazione. Quindi su questo sicuramente ci sarà un recupero ed è già iniziato. Invece abbiamo avuto un leggero calo, ma perché abbiamo temporaneamente, soprattutto nella fase di massima incidenza, sospeso la chiamata degli 11-12 anni per quanto riguarda l'HPV. Lì abbiamo adesso, le aziende stanno praticamente già riprendendo le chiamate per le coorti dei bambini, dei ragazzini che non sono stati vaccinati, e quindi speriamo di recuperare abbastanza velocemente, ma vi daremo magari una tabella delle coperture, del margine di recupero. Questa è una situazione che riguarda la nostra regione come tutte le altre regioni, perché questo naturalmente ha portato a una dilazione dei tempi. E quindi abbiamo adesso scritto nel piano che tutte le aziende riprendano la chiamata attiva. Sapete che questa è la modalità di chiamata delle coorti incluse nel calendario per recuperare la vaccinazione, ed anche di organizzarsi non solo per quelle dei bambini, ma anche per il recupero delle vaccinazioni degli adulti e degli anziani, dove abbiamo sia l'antipneumococcica che la vaccinazione contro l'herpes zoster. Quindi queste sono incluse. Abbiamo anche inserito, perché è stato firmato ma non ancora pubblicato in Gazzetta, un decreto per quanto riguarda lo screening nei confronti dell'epatite C, perché c'è un progetto nazionale ma soprattutto un progetto regionale che da tanti anni sta lavorando su questo per arrivare alla eliminazione della circolazione del virus dell'epatite C. Quindi partirà a brevissimo per le coorti che vanno dai nati del 69 ai nati dell'89. Quindi queste persone, anche in occasione della vaccinazione o di altre occasioni opportune, gli verrà fornita l'opportunità di fare un prelievo per ricercare eventualmente la presenza del virus, anche se sono asintomatici. Questo proprio per evitare che poi il virus, la circolazione del virus si mantenga. Poi tutte le altre... Scusi un attimo, questo discorso dell'epatite C per le classi tra il 1969 e l'89, viene offerta loro la possibilità, in che modo? C'è una chiamata attiva, una lettera a casa, come funziona? Allora, al momento una offerta a seguito di occasioni opportune. Per esempio? Per esempio quando si presentano per la vaccinazione, l'abbiamo aggiunto qui. Ecco. Oppure può essere il medico curante quando la persona si presenta, oppure centri ospedalieri specialistici che magari vedono il soggetto, la persona, per altri motivi, possono informarla che possono fare anche questo tipo di screening. Importante. L'ultima cosa, che è una domanda che avevano fatto più mamme: adesso che la vaccinazione anti-Covid è aperta anche ai ragazzini,
Quanta distanza ci deve essere tra un vaccino e l'altro? Questa è una cosa che ci hanno chiesto, per esempio le ragazzine che fanno il vaccino contro il papillomavirus, che adesso possono fare anche il vaccino anti-Covid, quanto devono aspettare tra un vaccino e l'altro? Allora, non è specificato da nessuna parte. Quello che sappiamo è che al momento la scheda tecnica del vaccino contro il Covid non prevede la co-somministrazione, cosa che potrebbe avvenire successivamente. Non c'è un tempo di distanziamento specifico come succede per esempio con i vaccini vivi, per esempio il morbillo, per cui ci vuole un mese di distanziamento da un altro, però poiché non è prevista la co-somministrazione io penso che il buon senso dica che le vaccinazioni siano distanziate insomma da 8-15 giorni, però non c'è nessuna interazione, cioè non c'è nessun pericolo nel fare le vaccinazioni ravvicinate, ma non è scritto da nessuna parte. Quindi in questo caso, ma questo lo scriveremo, considerare almeno le 2 settimane di distanza tra un vaccino e l'altro. Perfetto, grazie. Moscati, Tosato. Sì, buongiorno dottoressa. Le volevo chiedere, intanto una cosa un dubbio che avevo. Il vaccino, questa tipologia di vaccino a RNA messaggero è il primo vaccino che viene applicata questa tecnica oppure ce ne sono stati altri in passato? Ma allora, questo è un vaccino sicuramente innovativo con questo tipo di tecnica e questo ha permesso praticamente di averlo velocemente. Adesso, se non mi sbaglio, perché adesso mi interessa molto questa domanda e andremo a vedere, anche il vaccino per l'epatite B ha un meccanismo insomma simile a questo e quindi sicuramente non è una tecnologia, come si può dire, insomma nuovissima. È nuova nel senso che ha portato alla produzione di un quantitativo enorme di vaccino in poco tempo e poi è un vaccino che non ha le controindicazioni che possono essere legate a un vaccino vivo, per esempio, perché sapete che i vaccini virali per lo più sono vaccini vivi attenuati e quindi praticamente presenta insomma tutti i vantaggi del fatto che non ha effetti collaterali importanti. Quindi e non solo, determina anche un'alta efficacia, perché sono dei vaccini che hanno un'efficacia altissima, che sapete che va oltre il 90% e il 95%, quindi questo è un grandissimo vantaggio. Però farò una comparazione. Grazie. Ecco, adesso invece parlando dello sfortunato AstraZeneca, alle seconde dosi, a parte che ancora, e questo volevo chiederlo all'assessore, manca l'appuntamento delle seconde dosi per coloro che le hanno fatte a marzo, perché all'epoca non era stato dato l'appuntamento. Ora scadendo, chiaramente uno dice a pochi giorni almeno avere l'appuntamento. Comunque confidiamo che arrivino questi appuntamenti, però facciamo un'ipotesi che una persona non lo faccia questo secondo richiamo e che scelga ovviamente di fare magari a settembre, visto e considerato che adesso mettiamo che non abbia bisogno per viaggi o lavoro, c'è una bassa incidenza, di fare magari ad agosto, settembre, quello che sarà, può fare un altro tipo di vaccino? O è obbligata a questo? No, allora, intanto per quanto riguarda la seconda dose di AstraZeneca che ha fatto la prima, secondo le indicazioni internazionali e nazionali, tutti i soggetti che non hanno avuto reazioni alla prima dose non devono, se vogliono, fanno la seconda dose per completare il ciclo vaccinale. Completare il ciclo vaccinale ha un significato per la persona stessa, non per noi, ma ha il significato di completare la protezione, quindi mantenere alta la produzione di anticorpi che devono difendere la persona nel caso in cui venisse a contatto con il virus. Non è previsto la scelta del vaccino, per ovvi motivi, perché i vaccini sono contingentati,
l'offerta è molto ampia, riguarda quasi tutta la popolazione, per cui non è stata ancora contemplata la possibilità di lasciare un ciclo vaccinale e di iniziarne un altro. Vedremo sulla base della disponibilità del vaccino ed è quelle che possono essere le indicazioni. Al momento la persona può scegliere di rimanere con una sola dose, sa che quel tipo di copertura di protezione che ha raggiunto tende a scendere nel tempo. Se invece fa la seconda dose che ha un effetto booster, naturalmente la copertura, la produzione di anticorpi aumenta e rimane più a lungo disponibile per il soggetto stesso e quindi per le sue difese. Sì, questo è bene dirlo, però ci sono persone, per esempio, che raccontano di aver avuto delle importanti o febbre o non lo so. Quelle sono reazioni comuni a tutti i vaccini. È bene dirlo perché magari certamente, per tranquillizzare le persone. Poi un'altra brevissima domanda, c'era una idea di qualche lettore che diceva: ma perché non fanno, visto che questi centri nuovi vaccinali, questi hub sono così grandi e così belli, perché non fare anche là un punto tamponi direttamente in questi spazi, diciamo. Perché dovremmo fare un punto tampone, cioè nel senso, uno va, la vaccinazione non deve aver febbre, cioè per carità possiamo cercare in questo modo, nel senso di uno screening collettivo di massa, era per ottimizzare gli spazi, dicevamo. No, sono due cose distinte, perché uno che va a farsi il tampone sa che va perché ha anche dei sintomi, oltre a uno, e quindi non può andare insieme con le altre persone che si fanno il vaccino, che invece devono andare, sapete, dobbiamo anche... diciamo l'idea che se uno deve fare un viaggio, deve fare un tampone, come va in farmacia, per esempio, potesse andare. No, ma uno deve fare un viaggio, l'abbiamo spiegato, uno deve fare un viaggio, va nel punto tamponi, però non dove fanno i vaccini, cioè che sono per noi fisicamente distinti. No, ma è corretto, mi era sfuggita l'idea, se no rispondevo io direttamente. Sono fisicamente distinti. Che sono due cose che possono essere anche pericolose. Certo. Grazie. Posso chiedere 3 cose rapide? C'era la pededina. Scusami, Pede. No, Scusami. c'era Tosato. Vabbè, sarò veramente rapido, però davanti a Tosato mi Allora, una domanda, prima parlando della terza dose, quando è stata evocata, lei ha scosso il capo e ha detto non esiste. Vediamo l'interpretazione della comunicazione non verbale. Allora, io ho detto ho detto questo perché il calendario vaccinale... Attenta come ti muovi, direttore. Sì, infatti. Il calendario vaccinale è stabilito nella scheda tecnica del vaccino. La scheda tecnica del vaccino, dei vaccini attualmente autorizzati, prevedono 2 dosi. Perché ci sia la modifica della schedula vaccinale, deve essere modificata anche la scheda tecnica. Quindi è chiaro che le aziende, ma perché così è in vaccinologia, generalmente le dosi in linea di massima sono 3 per la maggior parte dei vaccini e hanno una tempistica dove le prime 2 sono ravvicinate, la terza a distanza di 6-12 mesi. Quindi quello che possiamo presumere, ma non l'abbiamo visto da nessuna parte, è che anche per questo vaccino ci potrà essere un richiamo a 12 mesi. Allora, ma sono tutte ipotesi che diventano realtà quando viene modificata la scheda tecnica, che significa che cambia il calendario vaccinale ed è una cosa ufficiale, non è una cosa che uno può decidere. Posto? Sì, a posto, anche se insomma sta scheda non è stata modificata. Non ancora. È probabile che la terza dose ci sarà. È probabile, ma non è certo. Quindi noi possiamo, proprio perché è probabile, pensare di non, diciamo, come si può dire, chiudere tutti i centri vaccinali, ecco, e quindi dire abbiamo fatto già e quindi adesso siamo a posto. Poiché ancora non sappiamo, allora manteniamo, nell'ipotesi che ci sia la chiamata della terza dose, tutta la nostra organizzazione pronta a richiamare, a completare il ciclo vaccinale con la terza dose. No, ecco, ma mi consenta, ma chi è che stabilisce se è necessaria una terza dose? Allora, intanto diciamo che i calendari vaccinali, soprattutto nei vaccini dove
c'è un continuo monitoraggio dell'efficacia del vaccino, della necessità di mantenere alta quella produzione di anticorpi di cui parlavamo prima. Quindi in contemporanea al fatto che noi in tutto il mondo facciamo questo vaccino, ci sono delle coorti che vengono seguite nel tempo e che ci dicono fino a quando dura l'immunità. Quindi al momento noi sappiamo che l'immunità dura fino a 9 mesi. Se a un certo punto, al 10°, 11°, 12° mese, la curva della produzione di anticorpi comincia a scendere in maniera tale da non garantire più la protezione delle persone, noi sappiamo che è necessaria un'altra dose booster per riportare gli anticorpi a livello utile alla protezione dell'individuo nei confronti del microrganismo patogeno. Questo è il calendario. Poi, finito questo, anche se finiamo la terza dose, se il virus continua a circolare, potrebbe essere necessario un ulteriore richiamo, come facciamo per difterite e tetano per tosse, dove facciamo il ciclo base, poi facciamo a 5-6 anni, poi facciamo a 14-15 anni. Potrebbe essere, però non abbiamo l'esperienza di seguire nel tempo, per fortuna non abbiamo ancora, diciamo, se non quella di un anno o poco più, l'esperienza sulla durata degli anticorpi e quindi sulla durata della protezione. Quindi insieme a questo monitoraggio, a seguito di questo monitoraggio, l'azienda propone l'introduzione di una terza dose, di una quarta, quello che sarà necessario, e quindi verrà recepita dagli enti regolatori e a quel punto cambia la scheda tecnica e cambia l'indicazione alla durata del calendario vaccinale. Grazie. Nicolussi. Dunque, arrivo. Volevo chiedere 3 cose rapidissime, dottoressa. Solo 3? Sì, ma no, ma sono proprio dettagli. No, non faccio nessuna premessa. Aiuto. Rapidissimo. Volevo capire se in caso di soggetto colpito da variante, la quarantena per lui e per i contatti stretti resta 14 giorni? No, 10. No? 10, perfetto. La seconda cosa, come verranno utilizzati i test salivari, cioè per il testing di quali categorie, e che notizie abbiamo di CureVac, l'altro vaccino che stiamo aspettando? Dell'ultima, del CureVac, nulla. Non sappiamo se è già iniziata da parte dell'EMA la disamina di quelli che sono gli elementi portati avanti dall'azienda, quindi appena avremo notizie ve lo facciamo sapere. Per quanto riguarda i test salivari, sapete che, come ha detto prima l'assessore, l'Università di Padova con il professor Plebani ha già utilizzato, e quindi anche grazie a questo lavoro poi sono stati inseriti nelle circolari ministeriali, sono stati utilizzati negli operatori, in tutti il personale dell'università. Adesso possono anche essere utilizzati al posto del test molecolare, quindi chi vuole utilizzarlo può utilizzarlo come test di tipo molecolare, è disponibile, quindi è un test disponibile, non c'è una preferenza tra l'uno e l'altro, quindi le microbiologie lo utilizzeranno e ne valuteranno anche la maneggevolezza, quindi che possono essere le caratteristiche, il fatto che i test sono stati equiparati, mentre c'è ancora una valutazione sui test salivari rapidi, che anche sì. Quelli si stanno anche utilizzando in diversi setting, e probabilmente anche quelli seguiranno un percorso di validazione come test glielo antigenici. chiedo perché siccome molti medici dell'azienda ospedaliera di Padova hanno fatto proprio richiesta scritta alla regione di poter avere quelli invece del molecolare classico, ma noi adesso abbiamo dato questa possibilità. Sono liberi di poterlo utilizzare. Perfetto, grazie. E con questo io direi che possiamo chiudere, vi manderemo il materiale appena possibile. Grazie. Grazie.